un'alleanza inedita tra Verona e il Trentino per rilanciare e dare linfa all'impresa che produce beni, servizi, prodotti di qualità, brevetti, innovazione e ricerca. A Rovereto si incontra il mondo dell'economia, dell'industria, della finanza per parlare di come organizzare la nuova idea di futuro. A farsi portavoce di questa nuova iniziativa, Banca di Verona. Siamo qui per aprire una filiale sul solco di quello che fa Banca di Verona, quindi dedicata sia al territorio ma in particolare al sistema delle imprese. Perché se il sistema delle imprese regge, soprattutto quelle imprese che riescono a restituire al territorio perché hanno radici solide qui, possiamo fare grandi cose, possiamo generare quei semi di innovazione, di cambiamento, di prospettiva che possono essere utili per il futuro. La tavola rotonda, coordinata dal direttore de Il Trentino Paolo Mantovan, ha visto protagonisti Paolo Arena, presidente dell'aeroporto Catullo di Verona, Giovanni Borta, presidente di Confcommercio Trentino, Giovanni Mantovani, direttore generale di Verona Fiere, Fausto Manzana, presidente di Confindustria Trento e Valentino Trainotti, direttore generale di Banca di Verona. Questa sinergia tra territori è possibile Trentino e Verona? Questi due territori sono legati da un'iniziativa straordinaria che però ormai è figlia della seconda metà degli anni 50, che è la A22, l'autostrada del Brennero, che ha aperto Verona, che era già crocevia di suo da secoli, all'Europa, e quindi queste aree di Rovereto, Trento, Bolzano all'Europa. Ma quanto a queste bisogna lavorare su altre infrastrutture, le autostrade del digitale, le connessioni in 5G, le connessioni veloci, mettere insieme rete di comunità, rete di imprese, dove insistono milioni di abitanti, senza perdere però di vista le specificità dei singoli territori, credo che sia una prospettiva molto interessante. Sono territori dove imprendere, dove costruire, dove realizzare lo si fa con impegno, con grinta, con determinazione. Verona ha spazi più importanti, più grandi, per cui la dimensione dell'impresa un po' più vocata verso l'export, noi la potremmo seguire forse un po' meglio. Dall'altra parte noi trentini un po' più chiusi potremmo provare ad alzare la qualità della nostra ospitalità, che assieme a Verona potrebbe, con l'aeroporto, con la fiera, potrebbero trovare ottime sinergie. Stasera abbiamo parlato tantissimo di digitalizzazione. Questo è uno strumento, io non vorrei che diventasse una nuova formula di società. L'aeroporto sta combattendo, perché questo è sicuramente la parola corretta, su una normalità che è difficile in questo momento da pensare, e quindi ogni giorno siamo pronti con una grande flessibilità ad andare incontro a quelle che sono le novità che ci consegnano i vari DPCM e le varie ordinanze che arrivano dal mondo intero. Sicuramente dobbiamo scavallare questo periodo, dobbiamo scavallare l'inverno per essere pronti a un grande rilancio. In questo scenario, che banca serve? Direi che servono tutte le banche, serve una banca vicino al territorio, vicino alla piccola impresa, vicino alle famiglie. Io considero la finanza come la benzina, ogni motore ha bisogno di una sorta di benzina per funzionare. Banca locale, la BCC in particolare, ha un ruolo molto importante oggi nel aiutare il sistema imprenditoriale nel superare l'attuale fase di crisi. Questo lo può fare in un progetto territoriale, anzi direi interterritoriale, dove vari soggetti e la banca locale in primis supportano, secondo delle direttrici ben precise, le imprese. Quali sono queste direttrici? Aiutare le imprese leader, sostenerle, perché le imprese leader hanno una filiera e trascinano con sé anche le imprese più piccole. Aiutare le imprese nei progetti di internazionalizzazione per rafforzare e diversificare i propri mercati. E terzo, un altro aspetto importante è quello di portare
gli strumenti di finanza straordinaria normalmente riservati alle grandi imprese anche nelle piccole imprese.